Lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre 2020. Questa è in sintesi la posizione del governo che per bocca del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha fatto intendere. Con il proseguimento del lavoro da remoto per dipendenti pubblici e privati, il capo del governo pensa all'ipotesi tramite decreto di nuove zone rosse, lockdown locali, ma soprattutto quella di agevolare gli acquisti di materiale di emergenza, in particolare per la scuola, come gel, banchi e mascherine. Una proroga voluta e studiata per velocizzare tutte le operazioni di urgenza ed essere pronti a settembre per l'inizio del nuovo anno scolastico. Il governo teme una ricaduta in autunno del virus e dunque in questo modo spera in una possibile e pronta organizzazione. La proroga infatti sarebbe un lasciapassare per effettuare interventi straordinari come ad esempio l'utilizzo di caserme, alberghi o cinema a presidi scolastici, ma anche per l'apertura di strutture sanitarie legate all'emergenza. È in corso la valutazione di questa decisione, ha detto ieri Giuseppe Conte, che potrebbe comportare, tra le altre cose, anche la proroga del ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici e privati. La decisione ufficiale non è ancora arrivata, ma lo stesso Premier ha confermato la notizia che circolava da giorni. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente, ha concluso, si andrà in questa direzione.